lancio di petardi e altri oggetti atti a offendere contro un giocatore comporta il rischio concreto di sconfitta a tavolino 0-3 per la squadra responsabile. L'arbitro è tenuto a sospendere la partita in caso di lancio di materiale pirotecnico secondo le normative FIGC, Esatto. in quanto tali comportamenti mettono a rischio l'incolumità. La partita, scusate, sto mangiando un po' di pizza. È buona, la fanno buona qua non faccio pubblicità. La partita si sta continuando a giocare, cioè tranquillamente, il portiere si è alzato, Cremonese, zitta, nessuna protesta. Giochiamo, si gioca, tutto normale, tutto regolare. Hanno fatto anche l'annuncio, dopo dice, vedete di evitare, non si fa. Allora, quindi il titolo è bombe sui portieri, bombe di mercato e bombe sui portieri. Non lo so se sarà questo il titolo. Il titolo io lo faccio sempre dopo, per capire cosa dico in un video, che poi è sempre a braccio. E dite quello che volete voi. Probabilmente lascio la possibilità aperta che la mia sensazione è di un tifoso non obiettivo, perché sono tifoso del Napoli e quindi vedo ingiustizie su altri campi, vedo ingiustizie nei nostri confronti. Domani vi farò vedere il fallo di mano di Comuzzo, che è sfuggito un po' ai più, ma oggi mi devo riposare. Stasera suono di nuovo, quindi non posso fare la live. Idea di recuperarla, mi dispiace. La bomba di mercato è che il Napoli è arrivato l'here we go per Alisson Santos e però c'è stato un blocco, c'è stato questo tentativo, insomma, su Zappa per quanto riguarda un prestito secco per la questione di Lorenzo. Ci hanno fatto sapere che forse, non sappiamo ancora quanto durerà quella di Lorenzo, ma ci parlano di distorsione al ginocchio secondo grado, quindi secondo grado in qualche modo i legamenti, insomma un medico, quindi non lo so queste cose qua, però potrebbe essere che non si è proprio staccato il crociato e quindi ci sarà una lesione da capire. Io credo che un mese comunque lo perdi, però lo dobbiamo sapere, lo dovremmo capire. E quindi pare che si sia fermato. Non vedo un'accelerata per quanto riguarda i difensori, i terzini, e quindi si fa di necessità virtù. Si vedrà con grande ottimismo, visto che io la farei 2 volte la risonanza per sicurezza, visto che ultimamente non è andato benissimo. Sarebbe il caso di non essere con ottimismo. E quindi la bomba di mercato è questa qua. Difficile aspettarsi molto altro, anche se secondo me ci sarebbe da fare, ma non ho capito nemmeno le liste, non ho capito se mandiamo fuori lista qualcuno, non ci danno notizie di nessun tipo. Non vorrei che poi ci fosse nata un'altra bella conferenza di scuse, perché a questo siamo abituati per il mercato di gennaio. Ma speriamo bene. E speriamo che Alisson Santos, di cui io insomma ho fatto un video, una mini analisi, perché non lo conosco veramente poco, perché ha giocato veramente poco con lo Sporting, non era un titolare, è andato meglio in Champions che nel suo campionato. Quindi speriamo che le cose buone che ha fatto vedere in Brasile le possa far vedere in Italia, e speriamo che venga subito mentalizzato e si metta al passo con gli altri giocatori, perché Vergara è proprio l'esempio, no? Di quello che Conte ha voluto trattenere. All'inizio no, l'ha voluto trattenere lui, molti altri allenatori lo hanno visto in preritiro e hanno detto vabbè, fallo andare. Si è messo al passo, è cresciuto, non ha giocato Giovane, per capire, ha giocato Vergara, perché Vergara se l'è preso. E per quanto riguarda Cremonese Inter, sarà un fatto che noi non ci stiamo giocando più lo scudetto, capiamoci. Se io poi mi metto a guardare così, sono interessi fantacalcistici,
ci sta poco da sperare che l'Inter molli il primo posto. Però per esempio il Milan potrebbe farsi una domanda, non noi tifosi del Napoli. Il Milan potrebbe chiedersi perché. C'è un palo di Zerbin incredibile. Il Milan potrebbe chiedersi perché la Cremonese non ritira la squadra immediatamente, sentendosi anche intimidita dai tifosi in guerriglia che lanciano bombe, missili, petardi addosso al proprio portiere. No, giocano tranquillamente. Il Milan se lo potrebbe chiedere, non noi. Noi ce la dobbiamo vedere con la Lazio, con il Como. Vedi, Nico Pazza ha sbagliato un altro rigore. Attenzione alla Roma, alla Juventus. Il Milan si faccia un paio di domande. Noi no, assolutamente. Quindi non è una questione di perché sei tifoso? Mi fa strano, mi fa strano. Ma sicuramente sono poco oggettivo io. Da New York, Valerio Fluido è tutto.